Buonasera, ben a Gnovis. 3 operatori di una chiesa di Polse di Grau sono stati condannati con rituale scurtato a peni complessivi per più o manco 13 anni di reclusione e a un risarcimento di 175.000 euro per maltrattamenti verso di qualche ospite anziano. Lo ha deciduto a buon'ora il gruppo del Tribunale di Gorizia che ha riconosciuto l'aggravante dal concorso e escluduto che è de crudeltà. Vittime di menacci, insolenci, sangaris fisici, secondo cecaliere ricostruite, e ieri in voto femminista agli 80 e 96 anni, no autosufficienza. A ognuno di loro e ai familiari di una che intanto è morta, il giudice ha riconosciuto un risarcimento di 20.000 euro. Un dottore specializzante è stato aggredito sabide in tal placiale esterni de sede de guardie mediche di via Gervasuta Udin a aggredire un uomo interprete per un cittadino pakistan che si è presentato in tal studi con dei feriti gravi ai gambe. La dottore ha consigliato al ferito di indirizzarsi al pronto soccorso e che sconsiglia la mandato tutti gli sfuris il mediatore che ha minacciato la femmina mettinti mans tal quel. Dopo che i due si rinslontanati, sono intervenuti i carabinieri che è andata a denunce del dottore e dal suo collega in quel momento cunjente all'ambulatorio. Episodi di violenza anche dal centro di salute mentale di Trieste. Un infermiere è stato battuto in maniera violenta di un paziente che ieri è stato domandato di spietare il passaggio di consegne dal suo castro a operatori diversi. L'uomo all'improvviso ha scominciato a vosare con infermieri che ha pantapidati su di loro. L'operatore è stato costretto a ricorrere e scuris dal pronto soccorso. Agli entri di un barcone, approfittando assence dai parons di chiase, schiampi con Rolex, borsi e tox di vestiari per un valore di più di 80.000 euro. Sale succeduta a Tresesim, in località Morene, agli essi vittime dai Lari, sale stato l'ex attaccante Blankeneri Antonio Floro Flores, l'ex giuiador, come allenatore, è partito per sferis di Nedal con la famiglia ai 19 di dicembre, tornando a chiesa domeire, scuiergint la robaria. I malvivenza sono entrati in abitazione, sforciando un barcone ed entri a un timp per ciridut cecaliere di preziose. A Floro Flores non è restato altri che fa denunce ai carabinieri. Addio al Partisan Alfa, le morte che stamattina Giovanni Marzona, che ai 12 di gennaio aveva fatto 95 anni. Originari di Ville Santine, in tal corso della seconda guerra mondiale, aveva partecipato a battaglie per liberare la Chiarnie. Ad alle notizie del suo morte è stato il presidente Ampi di Milano, Roberto Cenati, tal riguarda la opera per lasciare la memoria ai giovani con la sua testimonianza in tesse scuolis. Le associazioni dai consumatori hanno presentato una serie di segnalazioni, quindi di speculazioni dal prezzo di benzina, domandante l'intervento dei Guardie di Finanza per fare controlli su tutto il territorio nazionale. In tesmire l'aumento dei prezzi dei bani degli stores, delle stazioni di servizi. Anche in regione la Guardia di Finanza si muoverà per accertare la regolarità dei prezzi agli utenti. Il presidente nazionale di Figis Confcommercio Bruno Bearzi al manda in da urlis accusi sai categorie, le rimarche che i controlli alla resi in face no sugli stores ma in tal mondo finanze. Il prezzo finale rappresenta esattamente ciò che è l'aumento della accise che sono partite sul primo di gennaio di quest'anno, quindi se speculazione andè non è sicuramente da chialare in questo aspetto qui, non come gestori ovviamente la marginalità che viene non ci permette assolutamente di incidere sul prezzo finale perché il viene una marginalità fissa e ben definite con la compagnia e non può intransigere da ciò che è il listing che le compagnie hanno imposto. E allora le speculazioni l'hanno di essi cirudis? Ma Sandè, io non sai Sandè speculazione, ma Sandè sono sicuramente un gruppo mondo filiera, cioè dove che avevano gestito i future sui prodotti, che hanno interscambio di prodotti finiti, quindi non certamente a livello di basso da filiera.
Si è presentato a Trieste il NUF, prefetto Pietro Signoriello, che al chiappe il puest di Annunziato Vardè trasferito a Roma. Signoriello arriva di Vicenza, l'ha chiatato già il sindac di Piazza e il presidente Regione Fedriga. Il NUF, prefetto di Trieste, l'ha già sclarito che in Tedisca Venin organizzerà un incontro sul tema del fenomeno migratori e delle rotte balcaniche, invitando a partecipanti e esponenti dal governo. A son più di 200.000 lis entradis registradis di promoturismo sulle pistis dai poiscisti dal Friuli Venezia Giulia e dai 23 di dicembre al 7 di gennaio. Una crescita calcolata a pete dal 2021 dai 26%, dunque più di 42.000 presinci in più tra Fordisore, Sauris, Plan del Chiaval, Sapade, Fordiavoltri, Sella Nevea, Tarvis e Cioncolan. In particolare Tarvis Bessola fa segnare più di 18.000 presinci in più a pete dall'anno passate, all'insegnare dalla tratta, dal nesce dei territori, alla sclarita l'assessore regionale Albini, sburtare qualità dei pistis e sui pregi competitivi che i più bassi di tutto l'arco alpino. A Sogni entrasse in funzione a Udine i primi 3 autobus dal Dut Electrics de flotte di Riva Udine. I miec che passeranno alla nuova linea Cutuardis vengono a Staiche che va da Udine al perimetro dal centro storico. Gli entranti in via Manin, via Glemone, via Vittorio Venite, via Aquilè. I 3 autobus, screati dal Scindic Fontanini e dal vice Scindic Michelini, faranno 24 fermadis, metà accessibile a chi con difficoltà motoris. E per usgnot alle tutte, nuovi saltone domani, sempre alle stesse ore. Mandi e buone serate dei Viodici.